Mister, un po' arrabbiato, l'abbiamo visto uscire dal campo un po' arrabbiato, per la partita o per la decisione arbitrale? No, le decisioni arbitrali non hanno influito sul risultato della partita, assolutamente. Direi che la partita l'hanno meritata loro. Il problema nostro attuale è che siamo una squadra che dal punto di vista numerico siamo corti, cioè in certi settori di campo, tipo centrocampo, abbiamo Brema fuori che è un giocatore che per noi è importantissimo. Dietro siamo proprio numericamente pochi e per cui siamo vincolati a certe situazioni di campo. È chiaro, nel momento in cui giochiamo 20 minuti, 25 minuti alla pari, perché all'inizio abbiamo cominciato discretamente, poi il primo calcio d'angolo, il secondo che loro hanno battuto, ci hanno fatto gol, è chiaro che per noi la partita si mette in salita in maniera difficile. Poi abbiamo fatto 10 minuti bruttissimi alla fine del primo tempo dove potevamo subire anche il secondo e il terzo, perché ci siamo disuniti completamente. Secondo tempo ho fatto un paio di cambi, ma più che altro per vivacizzare un attimino la fase di attaccare palla davanti, perché loro impostavano molto da dietro. E a quel punto lì abbiamo fatto di nuovo 15 minuti bene, se non che abbiamo preso la prima situazione, gol, hanno raddoppiato e per noi è finita, poi vabbè c'è stata l'espulsione, ma non... Diciamo che l'arbitro non è stato, secondo me c'era un rigore sull'1-0 per loro abbastanza evidente. Poi rivedremo le immagini. Sì, secondo me era abbastanza evidente. Purtroppo è un momento che anche col Taggia sul 2-1 per loro ci hanno negato un rigore di nuovo molto evidente. E queste situazioni per squadre come noi, neopromosse, che comunque devono cercare di rimanere fuori dalla zona calda, diventano penalizzanti alla fine del risultato. Poi ci mettiamo anche del nostro comunque. Grazie mille, mister. Ci mancherebbe, è stato un piacere. Auguroni.